La guerra dei medici. Anche i camici bianchi sfidano il governo e sparano 4 giornate di sciopero. Il 9 e il 10 febbraio i medici di base, l'11 e il 12 febbraio le guardie mediche e il 118. Motivo del contendere il patrimonio immobiliare della Cassa Pensioni che lo Stato ha bloccato. Il nostro patrimonio immobiliare, che è il risultato di risparmi accumulati nel tempo, ed è quindi del tutto ovvio che è un diritto di ciascuno di noi, di ogni cittadino, che i propri risparmi li possa utilizzare come meglio creda e non possa esserci uno Stato che ti dice che non li puoi utilizzare. Il governo vuol far cassa con le pensioni dei medici, un'accusa forte, un affronto che verrà lavato con un duello sindacale. La stoccata è quella dei medici di base che nel Vicentino, nei 2 giorni di sciopero, lasceranno fuori dai loro ambulatori circa 50.000 pazienti. Noi sciopereremo giovedì 9 febbraio e venerdì 10 febbraio. È verosimile attendere che oltre ai medici di medicina generale altre categorie mediche scenderanno in piazza. Insomma, in un'Italia in guerra con la crisi, con il caro vita, con la pressione fiscale e con le liberalizzazioni, anche i medici hanno la loro battaglia da combattere. Un esercito di camici bianchi marcia compatto, pronto a uno scontro duro col governo. Il patrimonio immobiliare dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici vale 11 miliardi di euro. Se viene bloccato non potrà essere utilizzato nei momenti di flessione della cassa ai fini del riconoscimento delle pensioni degli iscritti. Lo Stato praticamente diventa artefice del fallimento della Cassa. E la ingloba. E la ingloba, e che temiamo che sia il fine ultimo di questo governo che vuole accaparrarsi di soldi dei medici quali cittadini.